Negli ospedali della provincia di Agrigento i posti letti aumentano, lo prevede la bozza del piano della nuova rete ospedaliera varato alcuni giorni fa dalla Giunta regionale di governo. Si passa dagli attuali 761 a 887, 126 posti in più. Ma prima di fare valutazioni positive è meglio verificare come sono distribuiti. Non si sbilanciano gli operatori sanitari che anzi manifestano qualche perplessità su determinati servizi eliminati in un presidio e valorizzati nell'altro. Diverso il discorso riguardante le opinioni del mondo politico, distratto o condizionato. Il documento sarà trasmesso adesso alla Sesta Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari dell'Assemblea regionale siciliana e successivamente sarà affidata alla valutazione finale del tavolo nazionale cui partecipano i Ministeri della Salute e dell'Economia. C'è dunque ancora un lungo percorso da fare. In provincia di Agrigento qualche mugugna arriva dall'area occidentale, dove le due strutture ospedaliere sono quella di Sciacca e Ribera. Da quelle parti lamentano che alcuni reparti non sono presenti. È invece cresciuta la disponibilità di servizi di riabilitazione. La nuova rete ospedaliera siciliana assegna all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento 313 posti letto, a fronte dei 274 esistenti. Il maggior numero di posti letto è assegnato all'unità di cardiologia 24 e a quella di recupero riabilitazione funzionale 22. L'ospedale Barone Lombardo di Canicattì avrà 118 posti letto a fronte degli attuali 92. Il San Giovanni d'Altopasso di Licata avrà 100 posti letto, 15 in più rispetto a quelli attuali. L'ospedale San Giovanni Paolo II di Sciacca potrà contare su 234 posti letto, solo 4 in più rispetto a quelli esistenti.